Il governo ha deciso che non si fanno le messe fino a giugno, lei cosa ne pensa? Che non è giusto perché limiti la mia libertà di culto. Penso che sia un errore, cioè si dà la libertà, si dà fiducia alle persone e poi gli si dice no, non lo fate. Ma io l'ascolto per televisione, perciò mi sembra di essere abbastanza a posto. Per fortuna ha riaperto i cimiteri che almeno si può andare a trovare i propri cari. Trovo che ci sono tante incongruenze io, punto. Grazie. Perché ci sono alcuni aspetti aperti e poi bisogna capire cosa è necessario e cosa non è necessario. Io guardo la messa in televisione, perciò per me è la comunione che mi disturba, però insomma la messa io la seguo sempre. Penso che la libertà della scelta di andare in chiesa e di pregare sia indubbiamente una libertà di ognuno di noi. Mi dispiace molto, ma io vado sempre in chiesa sotto casa mia. Ciao ciao! Penso che dobbiamo tenere ancora un po' chiuso per un po' di tempo, perché qua se la gente non capisce ritorniamo. Adesso vediamo questi 15 giorni. Vediamo questi 15 giorni come si se risolve. tutto è calma, ma se comincia ancora alzare alzare sono ancora tanti 260 morti di ieri. Sono tanti. Fare più messe negli stessi giorni in modo da poter far sì che ci siano più persone che possono andarci. Sarebbe meglio che rimanessero chiuse, cioè aperte le chiese, che uno possa andare così singolarmente ma senza le messe. Io le ascolto per televisione. Fanno vedere la messa per televisione, quindi però io ogni tanto vado, io sono contrario, però se hanno deciso così.